Dovreste notare un piccolo salto di qualità video, fatemi sapere nei commenti. Ecoffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Finalmente possiamo aprire il video con notizie economiche quantomeno rassicuranti. Ci si aspettava un cambio di passo per quanto riguarda la BCE e così è stato. Vi ricorderete senz'altro il mio video sulla gaffe del whatever it takes della Lagarde, ve lo lascio qui in alto a destra se non l'avete visto. Da quel punto in poi le cose sono ampiamente cambiate. Giusto l'altro ieri notte c'è stato un consiglio straordinario della BCE che ha segnato veramente delle misure epocali. Attenzione perché queste misure sono arrivate dopo le forti pressioni che ha fatto il nostro governo, in particolare il Presidente del Consiglio Conte, dopo che la cancelliera Angela Merkel ha detto testuali parole: è una sfida storica, la più grande dal dopoguerra, e dopo che il Ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire aveva chiesto un intervento forte e massiccio. Insomma, finalmente i leader d'Europa hanno alzato la voce e c'è stato un intervento come si deve. La principale misura messa in campo contro questa crisi si chiama PEP, abbreviato, che è strano detto da me che mi chiamo Giuseppe, però ok, si chiama Pandemic Emergency Purchase Program. Ora, questa non è nient'altro che una manovra di quantitative easing. Si tratta di un piano di acquisto da parte della BCE di titoli di Stato e altri strumenti finanziari legati alle imprese. Quello che stupisce per primo è l'importo di questo quantitative easing, 750 miliardi di euro. Infatti la settimana scorsa era già stato annunciato un qualcosa di simile per 120 miliardi, solo che era sembrato un po' leggerino perché comunque durante il 2020 dovevano essere acquistati titoli di Stato per 240 miliardi, 20 miliardi al mese. A conti fatti quindi la BCE inietterà nel mercato 1000 miliardi di euro. Sconvolgente, mi esplode la testa quando lo dico. Detto questo, la stessa BCE ha specificato in un comunicato stampa che questi soldi non verranno spesi in maniera omogenea durante l'anno, ma quando ce ne sarà bisogno. Non solo perché c'è una notizia molto importante soprattutto per noi italiani. Vi ricordate che nel video qui in alto a destra vi avevo detto che questo genere di cose, il quantitative easing, si fa in base a un certo parametro che è la quota di partecipazione al capitale della BCE? Bene, potete scordarvelo. Questo vincolo, che prima favoriva Germania e Francia perché effettivamente avevano una quota di capitale maggiore nella BCE, ora diventa nel PEP molto più flessibile. Si parla di benchmark, è un valore di riferimento. Questo significa che nonostante la BCE cerchi di rispettare questo benchmark, potrà anche comprare molti titoli in più di quelle nazioni che non ne avrebbero diritto. E qui faccio un piccolo inciso, per tutti quelli che nei commenti, negli scorsi video mi hanno scritto che la Germania è egemone e decide tutto lei, Germania e Francia si spartiscono l'Europa come vogliono, eccetera. Questa è una misura che evidentemente va a danneggiare l'economia, cioè in realtà non è che la danneggi, però va a portare più guadagno a noi, Italia, piuttosto che alla Germania e alla Francia, quindi smettetela di dire che la Germania è egemone. La BCE funziona per tutti allo stesso modo. Ma veniamo a parlare degli effetti di queste misure e cercherò di essere molto specifico nei vari argomenti, anche se questo genere di notizie porta con sé un sacco di spunti di riflessione, potrei divagare per ore. In questi giorni si stava verificando un aumento spropositato dello spread che stava salendo a dismisura, e questo perché il nostro tasso di interesse stava aumentando un sacco. Ora, ho fatto 2 video su che cos'è lo spread e a che cosa serve lo spread, ve li lascio qui in alto a destra. Vi riassumo un attimino. Lo spread non è nient'altro che la differenza tra quanto è il tasso di interesse dei titoli di Stato a 10 anni italiani e gli stessi tedeschi a 10 anni. Ed è normale che questo tasso di interesse sia aumentato perché il nostro paese sta attraversando una forte crisi, siamo in prima linea, siamo stati i primi infettati e attualmente siamo ancora i più infettati d'Europa. Detto questo, è normale che lo spread si alzi perché il rendimento dei titoli italiani è commisurato al rischio e il rischio del nostro paese in questo momento si sta alzando. E a questo punto, con queste misure della BCE, che cosa succede ai nostri tassi di interesse? Che scendono tantissimo e quindi scende anche lo spread. E questo perché? Per la semplice legge di domanda e offerta. Se la domanda è tantissima, per chi sta offrendo quel titolo le condizioni sono super vantaggiose. Questo infatti era uno degli obiettivi principali di questa misura, e non a caso arriva subito dopo la gaffe della Lagarde, che aveva detto che l'obiettivo delle sue misure non era abbassare lo spread e che c'erano altri strumenti e altre istituzioni che avrebbero dovuto fare questo. Qualche sera fa infatti lei stessa si è ricreduta e ha detto alla stampa:
Questi sono momenti straordinari e servono decisioni straordinarie, perciò saremo sempre accanto all'Europa e accanto all'euro. Queste parole però mi ricordano qualcosa. Momenti bui e difficili ci attendono. Presto dovremo affrontare la scelta tra ciò che è giusto e ciò che è facile. Prima di lasciarvi alla curiosità economica, vi aggiorno su un fatto che ho detto nel video qui in alto a destra. Avevo detto che la Consob aveva vietato le vendite allo scoperto per 20 titoli azionari. Ora questa misura è stata estesa a tutti i titoli azionari quotati nella borsa italiana. La curiosità economica è questa: si stima che il valore complessivo del mercato dei derivati si aggiri attorno a 2,2 milioni di miliardi di euro, 33 volte il PIL mondiale.